Cosa fare all'improvviso quando una persona viene colpita da un arresto cardiaco? Come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree in un neonato o di incoscienza in un ragazzino? Ieri nella sede di Contrada San Benedetto dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, gli istruttori del BLSD hanno spiegato a 30 partecipanti, tra infermieri, laici e iscritti agli ordini professionali, come intervenire utilizzando le mani e il defibrillatore in caso di perdita di coscienza in un soggetto, sia questo adulto, neonato o un bambino. Un corso che sarà replicato diverse volte, in quanto ogni sessione prevede la partecipazione di circa 30 allievi. Un corso di formazione teorico-pratico proposto a tutti gli infermieri e anche ai laici e iscritti ad altri ordini. L'importanza di questo corso è notevole perché si salvaguarda le vie aeree e soprattutto un'irrorazione cerebrale in caso di vittime incoscienti. Per cui è molto importante agire tempestivamente in attesa di soccorsi, effettuando le giuste manovre, ed è quello che stiamo cercando di inculcare oggi con questo corso che si ripeterà il 3 e in altre date, proprio per dare possibilità a tutti gli iscritti di effettuare queste importanti manovre rianimatorie.